Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo i titoli. Mia figlia non si è suicidata dopo la sorella, anche la madre non crede che la quindicenne si sia tolta la vita. La procura dei minori di Caltanissetta torna a sequestrare la salma di Larimar. Sentiti in commissariato la sorella e gli amici della ragazza. Stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo, condannati tutti gli imputati con pene ridotte rispetto alle richieste dei PM. Il maltempo flagella la costa ionica, allagamenti in particolare nella città di Acireale e nei comuni vicini, decine gli interventi dei vigili del fuoco. A Gela i treni non arrivano né partono più e la stazione è diventata una struttura fantasma. Venerdì nero per lo sciopero dei trasporti, fermi bus e metro, polemiche per le fasce di garanzia ridotte. A Catania adesione all'80%. Calcio, domenica Catania in trasferta a Crotone senza tifosi al seguito. Lo stop ai supporter rossazzurri dopo gli scontri con quelli della Cavese. Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro la sfida dell'uscita. Dopo la sorella, anche la madre di Larimar non crede che la quindicenne si sia impiccata dopo una lite a scuola a Piazza Armerina in provincia di Enna. Una storia ancora dai contorni tutti da chiarire. Desiree Ferlito. L'ho trovata impiccata, era in ginocchio tutta legata, ma una bambina come fa a legarsi fino ai piedi? C'era un doppio nodo al collo, la corda era passata 2 volte, c'era un doppio nodo all'albero, come fa una bambina a uccidersi così? Anche la madre di Larimar, la quindicenne trovata impiccata a un albero martedì scorso a Piazza Armerina, non crede all'ipotesi del suicidio della figlia e in lacrime chiede giustizia. Intanto proseguono le indagini della procura dei minorenni di Caltanissetta. In commissariato c'è la sorella maggiore della ragazza. Neanche lei crede che Larimar si sia suicidata. Mia sorella non l'avrebbe mai fatto, c'è qualcosa sotto di più cattivo che qualcuno vuole nascondere. Gli inquirenti ipotizzano il coinvolgimento nella vicenda di coetanei della ragazza. Sono stati sentiti diversi amici e compagni di scuola della quindicenne, forse rimasta vittima di revenge porn e di bullismo. La ragazza, prima di togliersi la vita, aveva avuto una violenta lite a scuola con una coetanea che l'avrebbe accusata di averle rubato un ragazzo. Sulla vicenda la procura vuole vederci chiaro, tanto da aver nuovamente disposto il sequestro della salma dopo averla in un primo momento restituita alla famiglia per i funerali, già fissati per domani e posticipati a data da destinarsi. Non è escluso che venga disposta l'autopsia. E veniamo ad un'altra brutta vicenda, quella dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. È arrivata la condanna, tutti gli imputati sono stati condannati con pene ridotte rispetto alle richieste dei PM. Sentiamo Marco Gullà. Sono stati tutti condannati per aver stuprato nella notte tra il 6 e il 7 luglio dell'anno scorso una ragazza di 19 anni in un cantiere abbandonato del Foro Italico a Palermo. Il tribunale ha condannato a 7 anni di carcere 4 dei 6 ragazzi accusati dello stupro di gruppo. Un quinto imputato ha avuto 6 anni e 4 mesi, il sesto 4 anni e 8 mesi. Per la violenza era già stato condannato dal GUP dei minori a 8 anni e 8 mesi, l'unico del branco che al momento dei fatti non aveva ancora compiuto 18 anni. Dei suoi aggressori la vittima conosceva soltanto un ragazzo con cui aveva avuto dei rapporti consenzienti, ma che al Foro Italico avrebbe solo filmato la violenza sessuale con il cellulare, inviando poi i video ad altre persone. La ragazza spiegò ai carabinieri che le avrebbe gridato di fermarsi, ma che gli imputati le avrebbero riso in faccia e avrebbero continuato. No, io mi aspettavo una condanna, perché la condanna era ovvio che dovesse arrivare. A me interessava solo che arrivasse la condanna, perché arrivare alla condanna significa avere riconosciuti i propri diritti da parte della mia assistita di Asia Vitale, essere stata creduta, non essere sbeffeggiata come fino ad ora è stata, nel momento in cui alcuni non credevano che fosse stata vera la violenza.
La difesa degli imputati ha sempre sostenuto che quell'incontro sarebbe stato del tutto consenziente e anzi che sarebbe stata la stessa 19enne a proporre di avere un rapporto sessuale con tutti loro e che sarebbe stata anche lucida. Loro sapessero quello che avevano fatto, anche perché delle intercettazioni immediatamente successive, proprio nei giorni in cui li stavano arrestando, sono stati intercettati e proprio lo dicevano: abbiamo fatto uno stupro di gruppo, l'abbiamo scannata. I 6 ragazzi dovranno anche pagare alla vittima 40.000 euro a titolo di provvisionale del risarcimento del danno, da liquidare poi in sede civile. Attirato in Sicilia con la promessa di un lavoro e di un alloggio, un curdo iracheno di 25 anni è stato invece sequestrato per 4 giorni a Mussomeli. Una volta giunto in paese, 2 uomini incappucciati lo hanno picchiato e rinchiuso in una stanza dove è stato anche incatenato al muro. Poi i sequestratori hanno chiamato il padre della vittima, che si trova in Iraq, chiedendogli un riscatto di $500.000, minacciando anche di uccidere il figlio. Il padre, funzionario di polizia, si è messo in contatto con un nipote residente in Italia. Sono partite le ricerche, ma è stata la stessa vittima a liberarsi, a salire sul tetto dell'abitazione per chiedere aiuto. I carabinieri, che già erano sulle sue tracce, lo hanno dunque liberato. E adesso vediamo le immagini a cui purtroppo ormai ci stiamo abituando, dei danni provocati dal maltempo sulla costa ionica, allagamenti soprattutto ad Acireale e nei comuni vicini. Orazio Longo. Fango e detriti con l'acqua alta che scorre come fiumi. Il forte maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Catania ha colpito in particolare la Cese e la fascia ionica. Tra le situazioni maggiormente critiche, gli allagamenti in via San Piero Patti nella città di Acireale, dove è esondato un torrente e dove sono dovuti intervenire i sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania. Monitorati i corsi d'acqua anche nella frazione marinara di Capomolini. Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, per ragioni di sicurezza ha esortato tutti i cittadini a evitare gli spostamenti. Immagini spaventose che hanno fatto subito il giro dei social. Qui siamo ad Aci Sant'Antonio e questo è un video della pagina web Acireale Social, dove si vede un uomo sprofondato nell'acqua fino a sopra le ginocchia mentre cerca di liberare forse una caditoia. Ad Aci San Filippo le scalinate diventano violente cascate. Ed eccolo il parcheggio interno di un supermercato in via Cristoforo Colombo ad Acireale, completamente allagato, con la gente che deve destreggiarsi al meglio, affondando i propri passi nell'acqua torbida per raggiungere le proprie autovetture. Piogge derivate da uno flusso di aria più fredda di correnti provenienti da est. Secondo i meteorologi, l'instabilità però durerà anche fino a martedì della prossima settimana, a causa della confluenza di masse d'aria diverse sopra la nostra isola. E con l'approssimarsi della stagione fredda arriva puntuale l'influenza, isolato il ceppo australiano che potrebbe portare alcune gravi complicanze. Tonino De Mana. Si chiama H3N2, è nota come influenza australiana e, a detta degli esperti, potrebbe essere una delle più pesanti degli ultimi anni. Complice l'abbassamento delle temperature, specie al nord, l'influenza ha fatto già capolino in diverse regioni italiane e in Liguria si è registrato il primo caso di ricovero. Il virus sembra associarsi ad un decorso più severo e potrebbe aumentare i casi di complicazioni neurologiche. Si tratta di un ceppo virulento che colpisce giovani ed anziani, come conferma Mario Morello, dirigente medico dell'ASP di Catania, intervenuto a Buongiorno Sicilia. Siccome negli anni precedenti ha circolato di meno, l'impatto può essere più evidente. Quali sono questi soggetti che sono più a rischio rispetto, diciamo, agli anni passati? Ma soprattutto i soggetti giovani, perché non hanno incontrato negli anni passati un'influenza, e sempre le categorie dei soggetti disabilitati da patologie. La vaccinazione è la principale arma per proteggersi dalle forme più gravi. È un invito a vaccinarsi contro l'influenza. I soggetti con più di 60 anni o con patologie, a prescindere dall'età, debbono vaccinarsi. Preveniamo delle complicanze che a volte possono essere gravi. Non ci dobbiamo allarmare, ma le complicanze dell'influenza ci sono. I sintomi principali restano quelli classici dell'influenza: febbre alta tra 38 e 40, mal di testa, dolori muscolari e articolari, stanchezza e sudorazione. A Gela adesso, dove i treni non arrivano né partono più e la stazione è diventata in pochi mesi una struttura fantasma. Gerri Italia.
Sono mesi ormai che la stazione ferroviaria di Gela vive in stato di totale abbandono. I treni non arrivano e non partono più. I binari sono deserti e il degrado è visibile in ogni angolo. Da quando il ponte sulla linea Caltagirone-Gela è crollato nell'ormai lontano 2011, la situazione dell'unica stazione cittadina è precipitata. Il viadotto è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione nel 2021, ma il crollo ha portato alla luce criticità in altri viadotti lungo la stessa tratta, obbligando così le autorità a nuovi controlli e a progettare interventi strutturali più complessi del previsto. Dallo scorso 10 giugno poi l'ennesima interruzione ha complicato ulteriormente la situazione. A causa di interventi di potenziamento infrastrutturale, infatti, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Gran Michele e Caltagirone è stata sospesa. I pochi treni che operavano lungo la linea Catania-Gela sono così stati sostituiti da bus che però coprono solo una parte del tragitto, lasciando i viaggiatori con orari ridotti e percorsi più lunghi e scomodi. Questo è quello che rimane del tabellone delle partenze dalla stazione di Gela. Come vedete sono solo 3, 2 per Siracusa e 1 per Caltanissetta e Xirbi, ma tutte e 3 non riguardano treni ma bus sostitutivi. Ma non è solo una questione di trasporto, l'immobilità si riflette anche sulle condizioni fisiche della stazione e delle aree limitrofe, l'intera struttura rimane infatti segnata dall'abbandono e dal degrado. E anche il sottopassaggio che porta agli altri binari è in condizioni precarie, come potete vedere anche dalla copertura del tetto che presenta profonde crepe ovunque. Un degrado che si rispecchia anche nelle aree esterne invase da rifiuti e nelle aiuole trasformate in piccole discariche. Dalle ferrovie intanto fanno sapere che i lavori di ripristino potrebbero completarsi entro la prima settimana di dicembre. Nel frattempo i cittadini si ritrovano a convivere con una stazione deserta, divenuta simbolo tangibile delle difficoltà infrastrutturali che colpiscono l'intera isola. Da oggi e per 48 ore sarà ancora emergenza idrica a Caltanissetta, Enna e in diversi comuni per lo stop all'erogazione dall'Ancipa, la diga interessata da lavori. Roberta Lunghi. Oggi siamo veramente in emergenza perché stamattina è stata interrotta la fornitura da Ancipa per un motivo tecnico. Un'emergenza programmata per il riposizionamento di galleggianti per prelevare acqua dalla diga Ancipa, laddove è ancora presente la risorsa idrica, ma che suona come un paradosso, visto che i lavori di Siciliacque arrivano e creano disagio su disagio a pochi giorni dall'annunciato stop definitivo all'erogazione e 2 giorni dopo l'accorato sit-in di protesta davanti Palazzo Dorlean a Palermo. Le contromisure non risultano pronte in questo momento perché il campo Pozzi che hanno individuato vicino Butera in questo momento non è collegato alla rete ed è una cosa gravissima. Perché i lavori di ripristino del collettore che porta fino al partito del Blufi non sono stati realizzati 20 giorni fa? Cioè qua rischiamo che mercoledì noi restiamo, Caltanissetta sarà completamente senza acqua. Intanto per la città di Caltanissetta, il comune di San Cataldo, Perenna e i comuni di Agira, Gagliano Castelferrato, Calascibetta saranno 48 le ore di passione a seguito dei lavori. La lunga sospensione dell'erogazione che si unisce a periodi di distribuzione con il contagocce rischia di creare disagi e proteste più gravi di quelli che hanno portato a Palermo i comitati civici della Sicilia centrale. Anche per questo la Protezione Civile regionale ha organizzato servizi con autobotti dei comuni, con il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco. L'arsenico trovato tra il materiale inerte degli scavi della galleria del raddoppio ferroviario Messina-Catania a Nizza di Sicilia. Oggi la Procura ha disposto il sequestro della vasca d'accumulo. Sentiamo Francesco Triolo. La vasca d'accumulo del materiale inerte del cantiere della galleria Sciglia-Nizza di Sicilia, nel secondo lotto del raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania, finisce sotto sequestro. A disporlo è stata la Procura della Repubblica di Messina su provvedimento emesso dal GIP del Tribunale Peloritano dopo il rinvenimento nelle terre e nelle rocce da scavo di concentrazioni di arsenico oltre le soglie consentite dalla legge. Il materiale inerte contaminato è stato quantificato in circa 14.000 tonnellate, non potendo essere gestito come terra e roccia da scavo e dunque riutilizzato, è stato collocato in vasche di calcestruzzo in attesa di essere smaltito in discariche autorizzate o gestito presso appositi classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Ma dopo il maltempo del 21 ottobre scorso, Polizia Giudiziaria ed ARPA Sicilia hanno effettuato un sopralluogo nel corso del quale è stata riscontrata l'azione erosiva da una vasca di accumulo
accumulo che raccoglie le acque derivanti dall'area di deposito temporaneo di inerti che il Consorzio definiva con valori di concentrazione di arsenico nei limiti delle normative vigenti. La non corretta reggimentazione delle acque ha prodotto la tracimazione delle stesse in aree al di fuori dell'area di cantiere, situazione segnalata all'autorità giudiziaria che ha fatto scattare le indagini sino al provvedimento di oggi del sequestro preventivo dell'area. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie e parleremo fra l'altro della giornata di sciopero dei trasporti. Ed è stato un venerdì nero per lo sciopero nazionale dei trasporti, fermi bus, metro e tram e polemiche per le fasce di garanzie ridotte. A Catania l'adesione è stata dell'80%. Tonino De Mano. È un venerdì nero per il trasporto pubblico locale con lo sciopero di 24 ore di bus, metro e tram e prestazioni ridotte nella fascia di garanzia, ossia con l'utilizzo solo del 30% del personale viaggiante. Paralizzate le grandi città, Roma, Milano e Napoli, ma disagi anche in Sicilia, tra le più penalizzate Catania e Palermo. Alta l'adesione allo sciopero nella città etnea, con decine di mezzi che una volta garantita la fascia mattutina 6:39 sono tornati in autorimessa con la scritta fuori servizio in bella mostra. A proclamare lo sciopero sono stati CGIL, CISL, UIL Trasporti, FAISA, CISAL e UGL. C'è un problema di salario, un problema di conciliare i tempi di vita col lavoro, un problema di sicurezza. Purtroppo Catania non è esente da questo, spesso abbiamo visto grosse difficoltà soprattutto nei quartieri periferici come Librino, dove diversi autobus di MTS sono stati oggetto di vandalizzazione. A Catania niente metropolitana dalle 9 alle 13 e dalle 16 fino a chiusura di esercizio, come riporta il sito di FCE. Venerdì nero e anche grigio con la pioggia che ha condizionato gli spostamenti. Disagi e alta adesione allo sciopero anche a Palermo, dove molti sono rimasti sorpresi ed appiedati. Per fortuna ho preso al volo quello dalle 8:30 e qui ho dovuto disturbare i miei genitori per raggiungere la mia abitazione qui a Palermo. I sindacati che dovrebbero difendere i lavoratori si dovrebbero vergognare a fare questi scioperi così assassini. Inevitabile il ricorso alle auto con conseguenze pesanti sul già caotico traffico cittadino. Siamo agli spettacoli. Petra Lavica, album d'esordio del catanese Caballà, esce dopo 33 anni in una nuova versione in vinile. Roberta Lunghi. Di stu paesi culi petri miuri, per troppi voti mi nassa scappare. Petra Lavica me la porto dietro in tante versioni, in tanti modi e quindi questo mi fa risentire ancora vivo. Emerge il sentimento motivatore di un'operazione che riporta a galla dopo 33 anni Petra Lavica, l'album di debutto di Caballà, catanese, sensibile autore di capolavori, che con quell'album pubblicato nel 91 e che esce in una nuova versione in vinile totalmente rimasterizzata e a tiratura limitata, aveva sfidato le convenzioni musicali. Assieme a pochi coraggiosi abbiamo introdotto il dialetto nella musica pop. Terra antica, terra niura, fuoco rosso non Decisivo per l'uscita dell'album dopo decenni l'incontro con Roberto Fofò Bianchi, uno dei più grandi ingegneri del suono in Italia. Casualmente mi disse: ma tu sei Caballà, hai fatto una delle pietre miliari e io sono a tua disposizione. Da quel momento è partita l'operazione passato, nostalgia, ma io penso sia anche futuro. Anticipava i tempi tanto da restare attuale come attuale, e quella miscela raccontata nella canzone che titola l'album di sangue e miele, fuga dal nero della lava e ritorno appena spunta il sole, nella Sicilia che per Caballà, ormai residente a Milano, resta amore puro. Al rinfresco di la Petra Lavica. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare della gara tra Crotone e Catania che si disputerà domenica. A tra poco.
Passiamo al calcio, si avvicina la gara tra Crotone e Catania che si giocherà domenica pomeriggio e che Telecolor trasmetterà in diretta e in chiaro. I due allenatori, Longo e Toscano, attendono la rifinitura domani per sciogliere gli ultimi dubbi. Francesco Triolo. A 48 ore dalla sfida dell'uscita è il momento di fare i conti da una parte e dall'altra. Crotone e Catania si avvicinano ed entrambi gli allenatori, Longo da una parte e Toscano dall'altro, cercano di capire chi potranno avere a disposizione domenica pomeriggio. Se il tecnico etneo parte dalla certezza che rispetto al derby col Messina avrà a disposizione sicuramente Quaini e Guglielmotti, non è così certo sulla possibilità di utilizzare altre tre pedine che ognuna per le sue caratteristiche possono essere importanti. A cominciare da Lunetta, per esempio, che potrebbe tornare nella lista dei convocati, ma molto dipenderà anche dalla seduta di rifinitura e da come Toscano lo vedrà nell'ultimo allenamento, dove un altro attenzionato speciale sarà De Rose, perché se è vero che difficilmente potrà partire titolare, il suo pieno recupero è ormai tra i programmi e all'uscita potrebbe avere un minutaggio maggiore rispetto a domenica scorsa. Quindi occhio ad Andrea, che contro il Messina è rimasto in panchina per una contusione, ma col Crotone potrebbe essere un'ulteriore freccia a disposizione di Toscano. Occhio ai recuperabili anche a Crotone. Nella partita dell'infrasettimanale Longo ha ritrovato Tumminello, che ha segnato anche uno dei 10 gol messi a segno contro la formazione Primavera. Per Tumminello, così come per Di Pasquale, le condizioni continueranno ad essere monitorate giorno dopo giorno. Tra i più in forma dalla Calabria segnalano Colai e Gomez, doppietta nel test di giovedì. Rosso-azzurro mancato ed uno dei punti di forza della formazione di Emilio Longo, uno di quelli a cui fare più attenzione. Intanto è ufficiale il no alla trasferta per i tifosi rossazzurri, è stato disposto infatti il divieto di rivendita ai residenti in provincia di Catania. La motivazione risale agli incidenti tra tifosi catanesi e della Cavese avvenuti dopo la partita con la Turris. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.